Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Sicilia, la vittima è un operaio 65enne originario di Cammarata nell'Agrigentino, travolto da un mezzo meccanico all'interno di una cava a Castronovo di Sicilia in provincia di Palermo. L'uomo sarebbe stato schiacciato dal mezzo durante i lavori, le autorità sono adesso al lavoro per accertare eventuali responsabilità. I carabinieri hanno eseguito a Patti e Castelvetrano un decreto di fermo emesso dalla Procura distrettuale di Messina nei confronti di 5 cittadini tunisini accusati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tra questi un presunto scafista che il 9 marzo scorso è evaso dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Oltre 140 anni di reclusione per 16 imputati e un'assoluzione, la sentenza emessa dal GUP di Catania Pietro Currò nel processo nato dall'operazione Oleandro della Guardia di Finanza che nel 2024 eseguì 15 arresti per mafia e riciclaggio. Fra i condannati diversi soggetti legati al clan Santa Paola che operavano nel quartiere Picanello. Una vera e propria rivolta istituzionale si sta accendendo nel Belice, dove i sindaci della valle lanciano l'allarme contro il proliferare di parchi eolici e fotovoltaici che rischiano di stravolgere per sempre il paesaggio agricolo e turistico del territorio. Siamo sì per le energie rinnovabili, ma non a costo della nostra terra, il messaggio degli amministratori. Infine la polizia sta indagando per individuare i responsabili di una maxi rissa scoppiata ieri sera in piazza Duomo da Cireale nel Catanese tra diversi giovani per motivi ancora poco chiari. 3 i ragazzi feriti, 2 dei quali sono stati ricoverati al pronto soccorso. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.